Un evento particolare si è svolto oggi al Teatro Pirandello di Agrigento. È stata infatti esposta la Coppa Europea per le Nazioni UEFA Euro 2020, vinta dalla nazionale italiana di calcio a Wembley nel 2021. La squadra, ricordiamo, allenata da mister Mancini nella finale contro l'Inghilterra. Insieme alla Coppa di calcio anche quelle vinte dalla nazionale italiana di calcio a 5 nel 2003 e nel 2014. Tanta la gente, i cittadini, gli sportivi che oggi hanno voluto vedere la Coppa, scaltarsi anche qualche selfie e qualche foto di gruppo in ricordo. In contemporanea all'esposizione dei 3 trofei si è svolto anche un incontro dibattito con la presenza di una rappresentanza degli alunni degli istituti comprensivi di Agrigento e di Favara sul tema no alla violenza e al razzismo negli stadi, tutti insieme per non uccidere il calcio. L'evento è stato presentato dalla speaker Miriam Di Rosa e dal giornalista Mauro Sarrica, che hanno intrattenuto gli studenti aprendo il dibattito all'interno del teatro. Le coppe domani venerdì saranno esposte a Bivona presso la palestra dell'Istituto Alberghiero Luigi Pirandello su iniziativa proposta dalla ASD Renato Traina di Franco Colombo. Oggi è un evento molto importante per la provincia di Agrigento, per la città di Agrigento, arriva la Coppa d'Europa con altri 2 trofei alla calcio a 5 vinta dalla nazionale italiana, è un momento di confronto con i ragazzi sulla non violenza e il razzismo degli stadi. Il messaggio che noi vogliamo lanciare ai nostri ragazzi oggi è questo, che la violenza genera violenza e quindi dobbiamo stare tranquilli e andare a fare le partite di calcio nel nostro mondo solo per divertirci. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi e la Coppa del Mondo appunto questo segnale. Non dobbiamo dimenticarci che 2 anni fa tutti gioivamo, eravamo contenti, ci abbracciavamo per aver vinto questa Coppa e quindi il popolo era tutto unito e ciò dobbiamo continuare a fare, solo divertimento. Quindi il messaggio che lanciamo ai ragazzi è oggi studenti, domani futuri protagonisti della nostra società e mi auguro tantissimo anche nello sport, quindi loro devono essere esempio per tutti gli altri. Tanto noi ringraziamo il Presidente Gravina che ci ha voluto onorare per questa 3 giorni in Sicilia. Voi sapete che ieri è stata a Pollina, oggi sarà ad Agrigento, poi in serata sarà al Cipia, quindi nella mia scuola io lo ringrazio sempre, e poi domani sarà invece a Bivona dove c'è un convegno. In questa mattinata abbiamo coinvolto le scolaresche perché parleremo anche di violenza, in particolare violenza nel mondo del calcio. Voi sapete che è una questione aperta e per quanto ci riguarda sia io sia il Presidente Morgana che ha attivato queste iniziative e quindi va il ringraziamento dei siciliani e di tutto il mondo sportivo siciliano. Noi diciamo sempre e sosteniamo che anche un solo caso di violenza per noi è un problema, anche perché non è escluso che un caso di violenza sia più grave di tanti altri casi di violenza messi insieme. Questa violenza oggi non è più una violenza come dire, da spettatori, non sono più le invasioni di campo, ma la violenza avviene all'interno dello stesso recinto di campo, difficilmente coinvolgere gli esterni, quindi coinvolge i dirigenti, coinvolge i calciatori, spesso nei confronti degli arbitri o tra i calciatori stessi. Bene, questo noi sappiate che noi lo combattiamo, lo combatteremo, ma vogliamo educare e far capire ai ragazzi che lo sport è stare insieme, lo sport non è come dire vincere, quando si fa una partita, in questo caso di calcio, si può vincere, si può anche non vincere, ma non è che se non si vince si perde chissà che cosa. Lo sport deve valorizzare i valori quindi della socializzazione, dello stare insieme, dell'aiutare le persone più deboli. È chiaro che qui, come diceva, abbiamo la Coppa Europa, quella vinta 2 anni fa, ma abbiamo portato assieme alla Coppa d'Europa altre 2 coppe vinte dal calcio a 5, quella del 2003 e quella del 2014, quindi abbiamo la presenza di 3 coppe. Io voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, in particolare il comandante Stinco che ha avuto, ci ha ospitato, ce l'ha quindi custodita in questi giorni, quindi il comando dei carabinieri, ma anche il questore, il prefetto, oggi saranno presenti, qualcuno in maniera presente direttamente, alcuni con i rappresentanti. Bene, perché essere presenti qui oggi vuol dire dare un segnale forte che tutti siamo contro questa violenza, in particolare la violenza nello sport. Ma il messaggio che oggi ha giustamente voluto lanciare l'organizzazione del pallone, chiamiamola così, è quello di seminare tra i giovani la cultura dello sport. Il calcio, che io ho praticato tutta la vita, è sicuramente uno dei veicoli più forti
di formazione, perché ottiene l'attenzione dei più giovani e anche dei più adulti, di quelli anziani come me, e ottenendo questa attenzione può fare tanto, sia sotto il punto di vista educativo che dal punto di vista sociale. Certo, in passato ci sono state situazioni che hanno visto il calcio contrassegnarsi negativamente, soprattutto da parte dei sostenitori di certa parte del mondo ultras, delle violenze perpetrate in stadi italiani e anche stranieri, perché non ce lo dimentichiamo, all'estero succede anche peggio di quello che succede in Italia. E per fortuna non ci sono più i tanti scontri che io ricordo negli anni 90. Io ho fatto più di 400 partite di servizio tra Serie A e B, quindi insomma, e 2 volte mi è capitato purtroppo di restare ferito in servizio durante scontri e intemperanze dei tifosi. Non è più così, non c'è più questo rischio, grazie anche e soprattutto alla imposizione nel 2007, dopo la tragica morte dell'ispettore Raciti, delle regole che erano regole già presenti nel nostro ordinamento, ma che erano state purtroppo rinviate nella loro adozione perché il sistema economico che stava attorno al calcio avrebbe dovuto sostenere spese che non voleva sostenere. Poi si è dimostrato però che in pochi mesi queste spese sono state sostenute e hanno avuto un esito molto felice, perché gli incidenti negli stadi sono diminuiti, sono quasi scomparsi all'interno degli stadi. Sicuramente è un giorno importante oggi per Agrigento sportiva, perché arriva questa coppa, queste coppe che hanno un significato molto importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale, ed è anche un modo per far riflettere ai tanti tifosi e agli sportivi i temi importanti che in questo momento la federazione pone al centro delle proprie criticità e cerca di combattere la violenza negli stadi, il fair play, appunto è invece un argomento che bisogna portare avanti con molta insistenza. Il coordinamento che io guido su queste dinamiche è molto attento, infatti noi ci occupiamo dell'attività giovanile ed è chiaro che in questa giovane età è molto importante riuscire a inculcare bene i valori dello sport, perché se riusciamo a trasmettere questi valori, a farli apprezzare dai bambini, sicuramente un domani questi saranno, oltre a dei buoni giocatori, potrebbero anche essere dei buoni tifosi, contrastando in maniera netta questo fenomeno che a noi veramente ci dà molto fastidio.